Note positive e non tali da far intravedere una vera e propria crescita, ma sicuramente tali da far sperare in una ripresa dell'economia provinciale. E questo è il quadro che in estrema sintesi emerge dalla lettura dei dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese agrigentili nel secondo trimestre di quest'anno, diffusi da Unioncamere e Infocamere. Tra aprile e giugno sono stati 616 le imprese che si sono iscritte alla Camera di Commercio di Agrigento, a fronte di 398 cancellazioni, con un saldo positivo di 218 aziende. In percentuale il tasso di crescita quindi è stato dello 0,54, superiore alla media nazionale che si è attestata intorno allo 0,48%. Nella classifica regionale si piazza al terzo posto dopo Palermo e Siracusa, mentre a livello nazionale si trova al 30° posto. Si tratta di dati, afferma il commissario straordinario dell'ente, dottor Giuseppe Termine, che inducono un leggero ottimismo perché dimostrano una capacità di resistenza del tessuto economico locale a far fronte a un lungo periodo di crisi. Positivo anche il recupero delle imprese dell'artigianato, che sembrano avere interrotto una lunga serie negativa che ha portato alla chiusura di diverse attività negli ultimi anni. Servizi alle imprese e turismo si dimostrano i comparti più dinamici, mentre sono sempre più numerose le imprese a guida giovanile e quelle a conduzione familiare, che ormai sono quasi un terzo del totale. Tutto questo sta a significare, afferma il commissario della Camera di Commercio Termine, che nonostante le difficoltà ereditate da una crisi lunga e incruenta, la voglia di fare impresa non viene meno e in questo senso il sistema camerale è pronto per accompagnare quelle imprese economiche sane che si possono creare ricchezza e occupazione. Giuseppe Termine, ricordiamo, funzionario direttivo dell'amministrazione regionale, già commissario ad acta della Camera di Commercio di Agrigento, con decreto del Presidente della Regione, onorevole Nello Musumeci, lo scorso 22 luglio è stato nominato commissario straordinario dell'ente. Il provvedimento è stato adottato in attuazione alla delibera 250 del 2 luglio 2019, che prevede che la durata dell'incarico si protrarrà fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione della nuova Camera di Commercio di Agrigento, Trapani e Caltanissetta.